buongiorno Leandro Maggi, siamo a Loreo per questa bellissima festa, praticamente una corsa non competitiva per celebrare le donne. E come celebrare meglio di questo sistema? Buongiorno, che meraviglia! Che meraviglia! Ciao signorine e signore! Loreo oggi si veste di rosa, una giornata straordinaria, una corsa, come ripetiamo, non competitiva. Ma che bello! Che meraviglia! Complimenti! Salutiamo gli amici! La protezione civile, chi meglio del mio amico ex presidente Proloco, ma poi tu ci sei sempre. Che giornata è oggi? Beh, no, dico un'ottima giornata e diamo un po' il risalto a quello che è stato l'8 marzo, festa delle donne, quindi si è pensato di fare questa camminata. Guarda che colpo d'occhio! Guarda che colpo d'occhio! Complimenti a questi ragazzi che ci stanno allietando con i balletti. Tra poco ci sarà la partenza, una bella passeggiata, la giornata è bellissima e speriamo che tutto vada bene. Ti ringrazio, ciao! Allora, ma buongiorno anche Portoviro qua a Loreo, buongiorno Roberta, buongiorno belle signore. Partecipi anche tu alla corsa? Certo, come no? È una corsa tra le calli centenarie qua di Loreo. Loreo, per chi non lo sapesse, è una delle città col più importante marchio veneziano che abbiamo nel Delta. Quindi c'è anche il sindaco. Buongiorno sindaco. Ciao. Allora, aspetti, si metta lì siamo pronti per la partenza? Assolutamente sì, stiamo aspettando che chiudano questo bel spettacolo che ha ravvivato su tutti i fronti la giornata di oggi per la camminata in rosa e avrà senz'altro e sarà senz'altro un monito e anche e soprattutto un significato per quello che è il rispetto della donna, che anche se siamo in uno stato occidentale dove si presume sia sottinteso il rispetto della donna nel suo insieme, dobbiamo pensare e mai dimenticare che in altre parti del mondo questo non succede. Quindi questa deve essere una giornata soprattutto a memoria e a consapevolezza di quello che può essere, deve essere come si può dire, un tenere sempre l'asticella alta su questo fronte. Grande sindaco, grazie! E allora con questo colpo d'occhio fra poco poi seguiremo anche la partenza. Noi adesso magari interrompiamo la diretta e faremo un'altra diretta per la partenza. Anzi, le signore sono quasi pronte, le salutiamo, buongiorno, quindi quasi tutto pronto. Sono donne poi, che meraviglia! Buongiorno! Ma che brave! Grazie! Aspetta che, ascolta, teacher, sei un po' stanca però. Sei un po' stanca però.
Allora interrompiamo questa diretta, riprenderemo per la partenza da Leandro Maggi, da Lovigo in diretta, da questo meraviglioso scenario, coreografia, guarda che meraviglia. L'Oreo si tinge di rosa e l'Oreo è città importante anche per questo. Da Leandro Maggi, da Lovigo in diretta, ciao ciao!